Questa mattina, a distanza di 100 giorni dall'apertura, si è tenuta l'inaugurazione della struttura turistica Corte Lusenzo, una bomboniera immersa in uno dei paesaggi più caratteristici del nostro territorio, la laguna del Lusenzo, appunto, a un passo dal ponte Baden-Powell sul lato di Sottomarina. Una struttura riqualificata con coraggio, costata notti insonni, ma che sta dando tanta soddisfazione alle cooperative che si sono legate in questa avventura, Titoli Minori e BeLife, sia per lo scopo per cui è nata, struttura turistica, sia per tutti i progetti di inclusione che qui hanno trovato un punto che non è di arrivo ma di partenza. Un progetto importante che ha ottenuto sinergie oltre che con il comune di Chioggia, è intervenuto con il sindaco, assessori e consiglieri, anche con la regione Veneto, per la quale è intervenuta l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, e con la ULSS Tre Serenissima, che ha visto la presenza del direttore dei servizi sociali Zuin, oltre che del vescovo della diocesi di Chioggia Giampaolo Di Aninna. La struttura ha goduto di una parte delle donazioni dell'8 per 1000 per poter essere realizzata. 8 sono le camere per gli ospiti, 4 nella struttura principale, tipica delle case a campanile marinanti, 2 dedicate a chi ha disabilità e non può accedere ai piani alti e altre 2 sulla struttura affiancata. Si distingue dalle altre strutture ricettive, oltre che per il panorama affacciato su questa parte del Lusenzo, anche per lo scopo finale, che è l'integrazione di chi è più fragile. Orgogliosi proprietari della vista sul Lusenzo e dell'aver potuto riqualificare in modo così attento la struttura, mantenendo particolari del vecchio caseggiato, utilizzando materiali di recupero per dare un aspetto unico e originale a ogni stanza, ricca di elementi diversi che si amalgamano meravigliosamente tra di loro. Gli ospiti intervenuti all'inaugurazione non hanno potuto far altro che complimentarsi con gli ideatori di questa struttura, sia per le sue caratteristiche che la distingueranno da altri, ma soprattutto per gli obiettivi che si pone. Tutti gli interventi saranno disponibili a breve sul canale YouTube di Chioggia Azzurra, sul sito chioggiaazzurra.it e su Facebook. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.